Gloria al Signore. Grazie Gesù. Alleluia. Sapete, ho già predicato 2 volte stamattina. Sono stato a Padova e sono 2 turni e quindi ho portato il messaggio 2 volte. Ho cominciato alle 9:15, ho finito a 00:30. E allora ho detto a Nuccia, guarda, cosa dici? Stiamo a casa? Mi sento così tanto stanco. E dalla faccia, dagli occhi ho visto che non era tanto da poco. La conosci? E se non la conosco io dopo 58 anni e più il resto. E quindi sul momento sono stato in silenzio. E ho detto, ma vuoi veramente andare a Castelfranco? Ma se tu sei stanco. Ma gliel'hai detto a Samuele che non vai? Vabbè, farò anche questo. Ho chiamato Sammy, sai, papà, ma se sei stanco stasera, non preoccuparti, stai a casa. Ho messo giù il telefono, l'ho guardata ancora una volta. Ho detto, vuoi che andiamo a Castelfranco, vero? Andiamo a Castelfranco. Ma non sapete ancora il resto. Così ci siamo vestiti, ci siamo preparati. Samuele ha suonato il campanello come al solito, siamo usciti, siamo andati in macchina. Io ho messo i miei jeans, ho messo la mia maglietta anziché la camicia con la cravatta e la mia giacca, almeno la giacca la metto. Arrivo in chiesa, Beppe mi ha guardato e forse ha capito che avevo dimenticato che toccava a me predicare questa sera. Ho guardato il calendario e evidentemente ho sbagliato, non l'ho segnato questo giorno. Ma siamo qui, Signore Santo, e perdonerete anche il mio lavoro. Anche se sento caldo perché questa che ho messo era pesante, tanto non devo predicare. Ma il Signore vuole così, evidentemente il Signore vuole così. Alleluia, gloria al Signore. E il messaggio che ho portato questa mattina al primo turno, il secondo messaggio che ho portato al secondo turno, e il terzo messaggio che porterò a questo turno è lo stesso messaggio, non è mai uguale. Ma il semplice fratello Beppe mi ha detto quello che ti senti nel cuore. Sai, dopo tanti anni tu puoi aprire la Bibbia, leggere un salmo, qualcosa e lo condividi. Ma non puoi fare questo se non lo senti nel cuore da parte del Signore. Evidentemente il Signore desidera che condividiamo insieme ancora quello che abbiamo condiviso questa mattina a Paolo. Grazie Signore. Amen. Gloria al Signore. Perché il Signore è buono. E la conferma l'ho avuto questa sera, sapete, ascoltando le vostre testimonianze, le preghiere di alcuni. Il Signore ha confermato questo messaggio. Grazie Signore. Quanti di voi non avete alcun problema? Alzate la mano. Allora ci siamo. Amen. Addirittura Gesù disse: nel mondo avrete tribolazioni, ma consolatevi, io ho vinto il mondo. Grazie Signore. Grazie. Amen. Consolatevi, io ho vinto il mondo. Alleluia. Oltre ai problemi, oltre alle difficoltà, noi troviamo una persona e un nome: Cristo Gesù il Signore. Amen. Vogliamo leggere dalla parola di Dio? Grazie Signore. Vogliamo leggere dalla parola di Dio in notiziario giornalistico. Alleluia.
attuale Amen. di questa mattina Gloria a Dio. o di questa sera se ascoltate i telegiornali. Amen. Abacuc, capitolo 1. Amen. Grazie Signore. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Oracolo che il profeta Abacuc ebbe in visione. Fino a quando griderò, o Signore, senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te, violenza, e tu lo sai. Perché mi fai vedere l'iniquità e togliere lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina, violenza. Ci sono liti e nasce la discordia. Perciò la legge è senza forza, il diritto non si fa strada, perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito. Guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti, poiché io sto per fare i vostri giorni un'opera che voi non credereste, nemmeno se ve la raccontassero. Perché, ecco, io sto per suscitare i Caldei. Questa nazione è crudele e impetuosa che percorre tutta la terra per impadronirsi di dimore che non sono sue. È un popolo terribile, spaventoso, da lui stesso procede il suo diritto e la sua grandezza. I suoi cavalli sono più veloci dei leopardi, più agili dei lupi di sera. I suoi cavalieri procedono con fierezza, i suoi cavalieri vengono da lontano, vanno come l'aquila che piomba sulla preda. Tutta la gente viene per darsi alla violenza, le loro facce bramose sono tese in avanti, ammassano prigionieri come sabbia. Si fanno beffe del re. Principi sono per loro oggetto di scherno, ridono di tutte le loro fortezze, fanno dei terrapieni e le prendono. Poi passano come il vento, passano oltre e si rendono colpevoli. Questa loro forza è il loro Dio. Capitolo 2 dal versetto 1 al versetto 4. Io starò al mio posto di guardia. Mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine, non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Ecco, egli si è inorgoglito, non agisce rettamente, ma è giusto per la sua fede vivrà. Capitolo 3 dal versetto 16. Ho udito. E le mie viscere fremono, le mie labbra tremano a quel rumore. Un tarlo mi entra nelle ossa, io fremo a ogni passo. Aspetto in silenzio il giorno dell'angoscia, quando il nemico marcerà contro il popolo per assalirlo. Infatti, il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne. Il prodotto dell'uva verrà meno, dell'ulivo verrà meno. I campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nel Signore. Esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. E su quelle alture, le tue alture, noi vogliamo camminare. Spandito Spirito, Signore, ungici dall'alto questa sera, Signore. Padre, ti preghiamo nel nome prezioso di Gesù. Amen. Accomodatevi, fratelli e sorelle. Alleluia. Siamo all'incirca 605 avanti Cristo, dove il profeta Abacuc esercitava il suo ministero in Giuda. E da quella data, dopo 20 anni, esattamente quasi 20 anni, Gerusalemme è stata distrutta dai babilonesi.
Dio aveva anticipato al suo popolo che a causa della loro infedeltà, amen, avrebbe causato tutto questo. Il profeta Abacuc dà una perfetta descrizione dello stato spirituale e morale del regno di Giuda in quel periodo particolare. E questa situazione che abbiamo letta lo spinge a rivolgersi a Dio, a gridare a Dio di fronte al suo silenzio. A volte sembra che il Signore taccia, ma Dio ascolta. Amen. E risponde sempre, ma nel momento che Lui ha stabilito e come Lui l'ha stabilito, non come noi vogliamo, ma come Lui vuole. Ecco il grido di Abacuc. Fino a quando griderò, Signore, senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te, violenza, e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina, violenza, liti, discordia, la legge è senza forza, il diritto non ci fa strada, l'empio agire giusto, e tutto quello che accade oggi in questo mondo. È vero o non è vero? Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Questo mondo di tenebre sembra diventare sempre più tenebre. Ma questo non ci deve preoccupare. Non ci deve preoccupare il fatto che il mondo diventa più tenebre, ma ci deve preoccupare il fatto che la luce della Chiesa si affievolisca. Questo ci deve preoccupare. Leggendo questi versi si ha la sensazione di ascoltare il notiziario sulla situazione del mondo, del nostro tempo, che rispecchia la situazione di cui parla l'Apostolo Paolo nella sua seconda epistola a Timoteo, perché anche Paolo parla di quello che oggi sarebbe accaduto. Negli ultimi giorni, dice, verranno tempi difficili. Qualcuno traduce in tempi pericolosi, altri tempi folli, tempi pazzi, ma le cose che vediamo oggi sono nate veramente da una mentalità folle. Amen. Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Tutto questo c'è, lo viviamo in questo mondo, ma grazie a Dio che siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Siamo il popolo messo a parte da Cristo Gesù il Signore, siamo la sua Chiesa, siamo la sua sposa. Sapete, sono 19 manifestazioni, se li contate, di cui Paolo parla, 19 manifestazioni che riscontriamo nella società di oggi. Uno dei primi astronauti al ritorno del suo viaggio dalla Luna disse che la Terra vista dall'alto è qualcosa di ineguagliabile, di meraviglioso. Adesso stanno andando in alto, eccetera, e tutti dicono la stessa cosa. È qualcosa che è veramente di ineguagliabile, vedete la Terra è colorata. Alleluia, non è come la Luna che si vede così, tutta bianca, eccetera, ma qualcosa di spettacoloso, ineguagliabile. Alleluia, ma questo dallo spazio, visto da lontano. Altro è guardare qualcosa da lontano, altro è viverci dentro. Ma purtroppo per noi che ci viviamo le cose appaiono in modo diverso. Perché sulla terra oggi c'è terrorismo, tragedie di ogni genere, avvenimenti e disastri senza precedenti, inquinamento atmosferico delle acque e del suolo, sofferenze di ogni genere, persecuzioni, pestilenze. E che dire della immoralità che è diventata parte
di tutto il tessuto sociale nel quale noi viviamo, al di là di ogni immaginazione. È vero o non è vero questo? Chi poteva mai immaginare l'immoralità che vorrebbe essere comunicata ai piccoli bambini fin dalla loro più tenera età? È un mondo impazzito. Amen. Di fronte a questa realtà, spesso si è portati a riflettere e porsi le stesse domande che si poneva Abacuc. Perché tanta prepotenza? Perché tanta ingiustizia? Perché i malvagi prosperano? Perché i giusti soffrono? Perché tanta immoralità? Perché? Perché? Perché Dio non interviene? Dicono quelli del mondo, noi non dobbiamo dire questo. Perché Dio sa quando deve intervenire, come intervenire, e lo fa sempre, quando c'è da intervenire. Quante volte abbiamo sentito, ma dov'è Dio? Chissà perché lo cercano soltanto quando sono nel bisogno. Quando invece pensano di star bene, non hanno bisogno di Dio e lo rinnegano. La lamentazione di Abacuc, voglio dire chiaramente che non ci siano equivoci, non è un rimprovero che sta facendo a Dio, ma un lamento, è un'accorata invocazione. Alleluia. A chi andremo, Signore? A volte anche a scaricare le nostre tensioni, oh Signore, a chi andremo? Tu sei il papà nostro. Alleluia. Alleluia. Perché tutto questo? E fino a quando, Signore? Forse c'è qualcuno proprio stasera che sta dicendo, Signore, ma fino a quando andremo avanti con questa situazione, Signore, che diventa sempre più difficile e più pesante? Ci sono stati dei momenti nella mia vita, nella tua vita, in tutta la nostra vita, dei momenti in cui chiediamo a Dio, Signore, ma fino a quando? Devo aver pazienza, di solito diciamo. Dio dà la risposta alla sua domanda. Dio risponde sempre al momento giusto e in maniera giusta. È una risposta categorica di cui dobbiamo sempre tenere conto. In Isaia 5,8 è scritto, ed è la risposta di Dio: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, Alleluia. né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. E come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Grazie, Signore. A noi ci rimane solo stare zitti, alzare la voce soltanto per dire: Signore, grazie. Amen. Amen. Tu sei, continua a essere il nostro rifugio. Grazie, Signore. Dio non solo dà una risposta al suo servo con la sua parola, ma stabilisce anche il tempo e le condizioni del suo intervento. Le condizioni sono 4 perché Dio intervenga. E queste condizioni le troviamo in Seconda Cronache al capitolo 7, dal versetto 13, quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste in mezzo al mio popolo. Se il mio popolo sul quale invocate il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, allora io lo esaudirò dal cielo e gli perdonerò i suoi peccati, guarirò il suo paese. Grazie, Signore. Questa pandemia che stiamo vivendo non è un caso, Dio l'ha permessa per scuotere la sua Chiesa, che sta facendo dei sonni tranquilli, mentre c'è un mondo fuori da questa porta, dalle porte delle nostre chiese, che sta morendo. Aiutaci, Signore. Signore, aiutaci, Amen. spingici, Signore, costringici. Gloria. Quello di Abacuc non è soltanto un lamento, non è solo un'invocazione, ma è anche e soprattutto e nonostante tutto una completa, ineguagliabile, senza condizione
fiducia in Dio. Alleluia. È una presa di posizione precisa quella di Abacuc. E mentre tutto questo accade, avendo avuto la risposta, la chiarificazione da parte di Dio, ecco che Abacuc cambia atteggiamento e discorso. Bene, sta succedendo tutto questo. Signore, tu mi hai dato una risposta. Alleluia. Tu mi hai detto cosa devo fare, cosa dobbiamo fare perché questo abbia fine. Allora farò una cosa, prenderò il mio posto di profeta, di quello che sono, dice Abacuc. Alleluia. Io starò sul mio posto di guardia. Succeda quello che succeda nel mondo, io starò al mio posto di guardia. Non mi metterò a fare marce e sfilate per le piazze. Amen. Mi metterò sopra una torre in alto che tutti mi vedano e mi sentano. Alleluia. E starò attento a quello che il Signore mi dirà. Gloria a Dio. E poi afferma, il giusto per la sua fede vivrà. Alleluia, fede, alleluia. La fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazioni di realtà che non si vedono. Amen, alleluia, alleluia. È certezza interiore, ma è dimostrazione esteriore. Amen. Non basta soltanto testimoniare verbalmente, ma dobbiamo testimoniare con la nostra vita. La nostra vita deve parlare, fratelli e sorelle. La Chiesa è tempo che parli, sì, ma è tempo che viva ciò che dice. Grazie, Signore. Vivere la parola di Dio. Abacuc era consapevole della situazione, degli eventi che stavano per arrivare con le sue conseguenze catastrofiche. Gerusalemme completamente distrutta, il Tempio distrutto. Malgrado tutto, la sua fiducia in Dio lo spinge a guardare in alto. Alleluia. Mi sono messo sopra una torre, gloria al Signore, alleluia. In mezzo ai problemi, alle difficoltà, Signore, io non verrò meno al mandato che mi hai dato. Il mandato che ha dato a me, a te, fratello e sorella, è: andate per il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Alleluia. Grazie, Signore. Quello che succede attorno a noi non deve toglierci l'onore, il privilegio di proclamare l'Evangelo della grazia. Alleluia. Alleluia. A questo punto la sua paura si trasforma in un canto di gioia. Il suo lamento si trasforma in un canto di lode al Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Grazie, Signore. E infatti leggiamo al capitolo 3 dal versetto 18 e 19. Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nella vigna, e sarà vero. Il prodotto dell'ulivo verrà meno, e sarà vero. I campi non daranno più cibo, e sarà vero. Le greggi verranno a mancare negli ovili, e sarà vero. E non ci saranno più buoi nelle stalle, e sarà vero. Ma io mi rallegrerò nel Signore. Grazie. Contrariamente a quello che fa il mondo, che accusa Dio di cose che vediamo. Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio, il Signore, è la mia forza. Amen. Grazie, Signore. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture, sempre in alto, per vedere oltre la situazione che stai vivendo. Sali in alto, Alleluia. mettiti su quella torre e vedrai anche lontano. Alleluia, gloria al Signore. Quando noi andiamo in alto, la prima cosa che facciamo, il primo errore che facciamo, guardiamo giù e a momenti ci cadiamo giù, che veniamo attirati. Saliamo sulla torre, Cristo Gesù Signore, e guardiamo sempre in alto. L'Apostolo Paolo scrive alla sua amata Chiesa, in Filippesi capitolo 4, rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, quasi quasi, se non avete capito, ve lo ripeto, repetita iuvant, dicono i romani. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Grazie. Il Signore è vicino, nel tempo è
è nello spazio, nel tempo, perché Gesù ritorna. Alleluia. È nello spazio perché è in mezzo a noi stasera. Grazie, Signore. Perché dovunque 2 o 3 sono riuniti nel suo nome, Lui è in mezzo a loro. Questa è una promessa. Perché noi siamo qui stasera? Certamente ci fa piacere incontrarsi. Mi fa piacere vedervi. Ma lo scopo primario perché siamo qui è per incontrare il Signore. Grazie, Signore. Alleluia. Giacobbe, la prima volta che si trovò in quel luogo famoso, chiamò quel luogo e disse: questa è la casa di Dio, e gli diede un nome, Betel. Ma quando dovrò fuggire, a un certo momento ritornò di quel luogo ed eresse un altare. Alleluia, non un tempio a ricordanza, ma un altare, e cambiò il nome di quel luogo. Non più Betel, casa di Dio, ma è Betel, il Signore della casa di Dio. E quando noi veniamo in chiesa, noi veniamo dal Signore della Chiesa. Alleluia. Grazie, Signore. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio. Gloria al tuo nome. In preghiera, alleluia, e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Non angustiatevi di nulla, guardate oltre, Alleluia. Grazie, Signore. oltre la sofferenza, oltre il problema, oltre la difficoltà, oltre la situazione nella quale ci troviamo. Dobbiamo volgere lo sguardo oltre quelle cose, perché quell'oltre contiene Cristo Gesù Signore. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza guarderà i vostri cuori visti per pensieri in Cristo Gesù. Abacuc guardò oltre. Alleluia. L'Apostolo Paolo guardò oltre la sofferenza e la persecuzione e la morte. Signore. In Romani 8,18 leggiamo, ed è Paolo che parla: infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano solo per nulla paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Chiuso nel carcere mamertino, fu decapitato, e su quel legno del martirio il suo pensiero non era la paura e il terrore, ma guardava oltre. Alleluia! Perché quella sofferenza lui realizzava che era del tutto inferiore alla gloria che lo aspettava passando quel momento doloroso. Stefano, mentre lo stavano lapidando, guardò oltre il momento di indicibile sofferenza. Alleluia! E lui alzò lo sguardo e guardò oltre. Gloria a Dio. Oltre la morte, oltre la sofferenza che stava, oltre le offese che stava patendo, oltre, e in quell'oltre c'è Gesù. Alleluia. Grazie, Signore. Alleluia! Difatti lui disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Alleluia. Grazie. Gloria al Signore, alleluia! E all'ultimo disse: Padre, perdona loro, non imputare alcunché a loro. Quanto amore c'era nel cuore di Stefano, Amen. e quanta fiducia in Dio. Abramo guardò oltre la situazione che stava vivendo, il suo immenso dolore per quello che stava per fare. Stava sacrificando per sacrificare suo figlio. Pensateci un po', fratelli e sorelle, per quello che stava per fare. Fu pronto a disporsi per sacrificare suo figlio, con la certezza, guardando oltre, Alleluia. che Dio l'avrebbe in ogni caso risuscitato. Gloria a Dio. Grazie. Fede che va al di là della immaginazione. Mosè è scritto in Ebrei 11. Mi piace riscontrare sempre nella parola di Dio. Ebrei 11:24 dice: per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato
con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Era un breve tempo quello che avrebbe vissuto sulla terra, ma lui vedeva oltre, una vita nell'eternità. Grazie, Signore. Stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva, ecco, vedeva oltre, perché aveva uno sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto, senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Alleluia. Grazie, Signore. Alleluia, ecco che chi c'è in quell'oltre. Alleluia. Alleluia, colui che è invisibile. Grazie, Signore. E colui che è invisibile è qui stasera in mezzo a noi, sorella, fratello. Alleluia. Mosè guardò oltre la sua posizione di principe d'Egitto, oltre il prezzo della rinuncia, oltre le prove che avrebbe dovuto affrontare, oltre la fine del suo cammino. Vide da lontano la terra promessa, senza potervi entrare. Di lui Dio disse: non c'è stato, non ci sarà mai un uomo mansueto come il mio servo Mosè, con il quale camminava insieme. Senza potervi entrare. Ma il suo sguardo andò oltre quel momento, oltre il tempo. Alleluia. Guardò da lontano, salì sul monte Nebo. La prima volta che ho letto quel capitolo, la prima volta sono stato così toccato che ho pianto. Un uomo che aveva speso 40 anni della sua vita nel deserto per liberare un popolo. Aveva ricevuto solo offese e a quest'uomo fu vietato di entrare nella terra promessa. Ma quel divieto è stato temporaneo, fratelli. Amen. È stato temporaneo, perché un giorno vi sarebbe entrato in quella terra. Alleluia. Quando si trovò sul monte della trasfigurazione, insieme a Mosè c'era Elia e Gesù. Amen. Gloria a Dio. Amen. Gloria a Dio. Alleluia, gloria a Dio. Gloria a Dio. Grande papà. Una terra promessa più bella, più luminosa di quella. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Giobbe aveva perduto tutto, ma guardò oltre le prove e oltre la sua morte stessa. Difatti disse: ma io so che il mio Redentore, il mio vindice vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio, io lo vedrò, a me favorevole. Gloria a Dio. Lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma, Gloria a Dio. io lo vedrò, a me favorevole. Ma come? Favorevole? Qualcuno che ha annullato tutto quello che aveva, che ha permesso la morte perfino dei tuoi figli, tutto quanto? Perché lui vedeva oltre. Alleluia. Alleluia. Alleluia! Perché lui aveva sperimentato prima ancora di noi che tutto coopera al bene di quelli che amano il Signore. Amen. Gesù nel Getsemani, durante la sua agonia, guardò oltre la visione delle sofferenze che avrebbe dovuto patire, guardò oltre la croce, guardò oltre l'indicibile sofferenza causata dal peso dei miei peccati, dei tuoi peccati, dei nostri peccati, del fango di cui eravamo coperti. Solo, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E lì, la massa battani, ma Dio non lo aveva abbandonato. Perché anche lui, anche il tuo padre stava guardando oltre. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Alleluia. Questa sera, siamo qui stasera e Gesù è in mezzo a noi. Alleluia. In Isaia è scritto che Gesù, vedendo il frutto del tormento dell'anima sua, ne sarà saziato. Perché il Salmo parla proprio del figlio di Dio, di Gesù. Alleluia. Salmo 51. Vedendo il frutto del tormento dell'anima sua, ne sarà saziato. Gloria al tuo nome. Sorella, fratello, Gesù guarda te, guarda me stasera. Alleluia. E sapete cosa sta dicendo? Prova a immaginarlo.
E penso di non sbagliarmi, conoscendo il Signore, l'amore che ha per noi, Alleluia. ne valsa la pena morire sulla croce. Sapete perché ci vede qui, che siamo alla sua presenza e lo amiamo, lo adoriamo. Gloria a Dio, grazie. Lui ha dato la sua vita per noi, alleluia, alleluia. Alleluia, questa sera Gesù guardando me, guardando te, sta dicendo ne valsa la pena. Alleluia. Dio Padre guardando oltre il sacrificio del Figlio, vedeva me, vedeva te, perduti senza speranza, salvati dal Figlio suo. Gloria a Dio, grazie Signore. Grazie Signore. Fratelli e sorelle, guardiamo. Grazie Signore. Questa è l'esortazione che mi sento da fare questa sera, in questi giorni. Non lasciamoci condizionare dalle circostanze, dai problemi che abbiamo. Guardiamo oltre questo. Alleluia. Guardiamo Gesù. Alziamo i nostri occhi in alto. Lui è sempre lì che intercede per noi. Ed è sempre qui vicino a noi. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Guardiamo oltre la situazione che stiamo vivendo, oltre la notte buia, oltre la tempesta, oltre il deserto, oltre la malattia, oltre la pandemia, oltre la paura, oltre la morte. Alleluia. Grazie Signore. Il giusto è portato via e nessuno si chiede il perché, ma il giusto è portato via per evitare i mali che vengono. Dice il Signore. Amen. Alleluia. Vogliamo guardare oltre. Prima è stato citato il Salmo 121. Amen. Io alzo gli occhi ai monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Alleluia. Alleluia. E si ferma lì per un attimo. E c'è scritto, ma il mio aiuto viene dall'Eterno. Gloria a Dio. Grazie Signore. La domanda è da dove mi verrà l'aiuto? L'oltre Alleluia. del pellegrino è, ma il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha creato i cieli e la terra. Alleluia, alleluia. Guardiamo oltre, al di là di ogni aspettativa, con aspettativa, perché il Signore sempre risponde. Il Signore sempre ci chiarisce le cose, ma dobbiamo essere in aspettativa, ma aspettare il tempo di Dio. Amen. Alleluia, con la fede e certezza di cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono. Alleluia. Siamo vivi, stiamo vivendo stasera, ma stiamo vivendo grazie a Dio perché c'è qualcosa che noi non vediamo, ma percepiamo e comprendiamo, perché se non ci fosse, appena entrati da quella stanza saremmo caduti per terra e morti. Qui c'è aria che circola, che ci dà ossigeno, viviamo, che non vediamo, ma c'è, e ci dà la vita. Lui è il nostro Signore. Vogliamo dire, Signore, grazie con tutto il nostro cuore. Fede e camminare con Gesù, mano nella mano con Gesù, passo dopo passo, un passo dopo l'altro. Alleluia, tenendosi stretti alla sua mano, Alleluia. con una preghiera. Signore, se un giorno, se ci sarà un momento che voglio divincolare la mia mano dalla tua, stringila più forte anche a farmi male, ma non permettere che mi allontani da te. A te sia la lode e la gloria. Amen. Grazie Signore. Grazie.